Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Una breve attività di indagine della Polizia di Stato di Gorizia ha portato in poco tempo all'arresto di BL, giovane del luogo che nella sua casa di via Duca d'Aosta soddisfaceva le continue richieste dei tossicodipendenti locali alla ricerca di eroina. L'investigazione degli operatori della squadra mobile isontina è iniziata dall'osservazione di un andirivieni di noti assuntori di sostanze stupefacenti nei pressi di quell'abitazione e con il sequestro a carico di alcuni di loro di modiche quantità di droga appena acquistate. Svolti gli accertamenti per risalire all'identità dello spacciatore, che puntualmente alle 11 del mattino si recava oltre confine ad acquistare l'oppiaceo da una giovane slovena, è stato richiesto alla locale Procura della Repubblica un decreto di perquisizione dell'abitazione. Nei giorni scorsi, proprio in occasione del compleanno dello spacciatore, gli agenti di polizia sono entrati nell'abitazione e hanno trovato un etto di eroina nascosto in parte nel forno della cucina e in parte in una scatola di giocattoli custodita all'interno della scarpiera. L'eroina si presentava in 2 pezzi solidi ancora da frantumare, un piccolo quantitativo in polvere, 11 palline da 0,5 grammi ciascuna e 33 palline da 1 grammo ciascuno, pronte per essere vendute ai numerosi acquirenti. Oltre alla sostanza stupefacente ed alcune boccette di metadone che il perquisito custodiva pur non essendo utente del servizio per le tossicodipendenze, è stato anche trovato tutto il corredo necessario al confezionamento delle singole dosi, che in particolare perizia egli pesava sul bilancino di precisione nella sua cucina. Dopo l'arresto, l'uomo è stato tradotto al carcere di Gorizia e nei prossimi giorni l'attività degli inquirenti si concentrerà nell'esecuzione di alcuni acquirenti per far loro confermare modalità e prezzi della vendita. Ulteriori indagini in corso. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.